Presidente, un'interessante conferenza stampa sulla Sicilia, porta d'Europa nel Mediterraneo, un convegno che si terrà il prossimo 21 marzo. Sì, Agrigento è capitale italiana della cultura, ma ci può veramente essere cultura pienamente se non c'è una rete infrastrutturale di mobilità efficiente, efficace, veloce, al passo con il resto d'Europa? Questa è la domanda che noi, ordine ingegneri, ma ancora prima come rete delle professioni tecniche, abbiamo posto sempre all'attenzione del territorio. L'abbiamo fatto il 30 di ottobre 2021 al Teatro Pirandello, quando abbiamo denunciato pochi fondi nel PNRR nulli per la mobilità e le infrastrutture nella provincia di Agrigento. Torniamo alla carica in quest'anno importante per Agrigento e siamo riusciti, e questo grazie al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Mimmo Perrina, assieme alla Consulta regionale e a tutti gli stakeholders, enti pubblici che saranno tutti riuniti il 21 al Teatro Pirandello alle 15 a spiegarci come Agrigento nel prossimo futuro sarà collegata col resto d'Europa. Attraverso a quali punti? In primis il ponte sullo stretto è ormai una realtà, dobbiamo farci conti, ma devono spiegarci come dal punto di vista del commato, quindi delle strade e delle ferrovie, noi ci arriveremo al ponte sullo stretto. Noi siamo convinti che il ponte sullo stretto sia un'opportunità da non perdere, un volano anche per fare da indotto e per fare anche da rilancio anche per le altre infrastrutture. Noi siamo noi siamo sempre stati l'idea che non è che sono in alternativa il ponte sullo stretto con le altre infrastrutture, l'una chiama l'altra, e questa è la domanda a cui risponderemo anche durante il convegno, grazie a un contributo importante del professore Avenda, che ci spiegherà come appunto le infrastrutture sono sempre stato una condizione sine qua non un territorio debba svilupparsi da tutti i punti di vista, e Agrigento, siamo convinti, ha tutte le carte in regola per superare questo gap infrastrutturale che ci ha condannato da tempo in questo isolamento. Nessuna incapacità dei precedenti dei governi che sono succeduti potrà, secondo noi, fermare quello che è inarrestabile, e cioè lo sviluppo di un territorio che ha le bellezze che tutti conosciamo, sono sotto tutti gli occhi tutti, e quindi noi siamo ottimisti che qualcosa di positivo in quest'anno sicuramente ad Agrigento succederà, per Agrigento e per tutta la parte sud-occidentale della nostra isola. Sindaco, un importante convegno organizzato dall'Ordine degli Ingegneri con la vostra collaborazione. Sì, venerdì prossimo ci sarà questo grandissimo convegno dove si vedranno tutte le istituzioni, si vedrà dal governo nazionale al governo regionale, al governo provinciale, tutti coloro i quali sono rappresentano gli attori principali affinché la problematica delle infrastrutture di Agrigento e dell'intero territorio agrigentino e siciliano venga affrontata. Naturalmente poco fa io ho citato due cose importanti per Agrigento, quello di aver avuto la brillante idea di inserire anche il territorio di Agrigento tra l'elenco nazionale degli aeroporti, quindi stiamo sperando affinché anche il governo nazionale possa accogliere questo nostro, tra virgolette, grido d'aiuto, perché è vero sì che se verrà realizzato il ponte, naturalmente poi la problematica nostra è quella anche di come raggiungere questo ponte, essere anche ad avere una certa autonomia dal punto di vista aeroportuale, visto quello che Agrigento sta dimostrando in tutta la Sicilia, in tutta la penisola, ma anche in tutto il mondo, è una cosa fondamentale. Io ringrazio l'Ordine degli Ingegneri per quello, e nella figura anche del Presidente Achille Furioso, per quello che stanno facendo per la nostra città, basandosi anche sul principio di cultura, ma poco fa ho detto che in effetti grazie a loro possiamo invertire quella rotta, che non parleremo più di economia della cultura, ma di cultura dell'economia. O meglio, se non realizziamo tutte quelle infrastrutture fondamentali per un territorio e farla avvicinare più a un modello europeo, naturalmente non possiamo parlare di economia. Venerdì 21 marzo l'Ordine degli Ingegneri e la Fondazione farà un focus sulla situazione delle infrastrutture nella nostra provincia. È giusto che se ne parli, perché se non se ne parla i temi non vengono posti all'attenzione e quindi non possono essere risolti. E noi illustreremo la situazione, l'attuale marginalità della nostra provincia e tutto quello che sta per essere messo in essere, quello che è programmato, i lavori appaltati sia sulla rete delle autostrade, quindi sul trasporto su gomma, sia su rotaia. E dobbiamo cercare di riagganciarci al continente
europeo e all'Italia, e questo avverrà tramite il ponte sullo Stretto e tutte le altre infrastrutture di cui si parlerà, a partire dal collegamento autostradale da Agrigento e dal futuro aeroporto fino a Messina, e allo stesso tempo il collegamento fino all'aeroporto di Palermo, con la realizzazione anche, oltre che della tangenziale nord, che sarà l'opera che risolverà i problemi del traffico nel nostro territorio e dei comuni viciniori, anche della pendemontana di Palermo, che ci permetterà, bypassando la circonvallazione di Palermo, di pervenire anche all'aeroporto di Trapani, e quindi creare quella simbiosi fra gli aeroporti e quel collegamento che permetterà di rendere economico anche la realizzazione del nostro aeroporto. Grazie. Grazie. Innanzitutto provengo dal liceo Vincenzo Linares, sono al quarto anno del liceo scientifico. Il mio video si ispira, ovviamente mi sono portata la problematica delle limitazioni, delle criticità che oggi sono nella provincia di Agrigento e in tutta Sicilia. Da lì quindi provate a immaginare un Agrigento, una Sicilia che si avvicinasse all'innovazione e al mondo appunto di oggi. E qui ho scelto appunto di tenere come protagonista del mio video Andrea Camilleri, quindi questa figura chiave della letteratura agrigentina, e che quest'anno saranno pure i suoi 100 anni, il suo centenario dalla sua nascita.